non lo so, però so una mezza cosa. Cioè? Quando spieghi? So una mezza cosa. So che tu hai rubato la ragazza ad Antonio. Ecco perché non ti saluta. È vero? È vero. La mia ragazza è fatta è sfruttata pure me. La mia ragazza è importante, non si sposa più con me. Andò, possiamo provare? Parliamo tutti. Ma che cosa ha fatto? Salutiamo questo cornuto, saluta! Ma come? Io ti voglio fare pace e tu ci dici cornuto. Quello per forza non ti perdona. Proviamoci insieme. Andò! La mia ragazza è pazza di te, sei sfruttata pure me. La tua ragazza è tutta di te, ma non si sposa più con me. La mia ragazza è di te, 90 di te, tutto logico per te, mi faccia amore. Aspetta, Antonio, io non faccio capire. Tu fai amore meglio di me, la Stefano. La situazione qua si mette seria. Che Antonio non ti saluta, tutto a posto. Che tu l'hai fatto arrabbiare, che ti vuoi fare arrabbiare, tutto a posto. Però non è più il problema di Antonio, il problema è mio. Tu fai l'amore meglio di me. Che cosa te lo fa pensare? Scusami, fammi capire. Spiegami. Spiegami cosa te lo fa pensare che tu fai l'amore meglio di me. Cosa me lo fa pensare? Immagino. Ah, immagini! Immaginare una cosa! Come ci faccio? Immaginare una cosa! Fai fatti un'altra cosa. Giusto? Come è stata lei? E al mio risveglio si va da fianco a me. Va bene, intanto facciamo una cosa. Ringraziamo il tuo grande manager, il tuo grande impresario, che è il grande Valerio. Dov'è Valerio? Dove sei? Valerio è scappato, se n'è andato. Valerio, vieni qua. Valerio se n'è andato, non c'è. Valerio sei un grande! Cioè, facciamo un applauso forte a Valerio, forza! Più forte, 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 forte! Ok, va bene, speriamo che Antonio ti saluta. Ma mettiamoci tutti i fazzoletti male e facciamo una cosa stranormale. Sei pronto? Andiamo insieme! Su, 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 su. Sei pronto? No? Perché